ai, non ce la faccio più. Ai ai. Dai, cicciolino mio, adesso ci penso io. Tieni, prendila, è così buona. No, non voglio, non me la sento. Ma è assurdo, ogni volta che te la do la rifiuti sempre. Non ne posso più. Manco io. Chiunque al tuo posto la prenderebbe ad occhi chiusi, invece tu fai capricci, anche solo a vederla. Ora va la porta, dillo qui. C'è permesso? Si accomodi? Buonasera, sono l'elettricista. È venuto per mettermi la spina, vero? Appunto, e dove l'ha presa? Dove l'ha presa? Da carina. Ma che c'entra, sciocco? L'elettricista vuole sapere dove l'ha presa. Oh, finalmente. Veda, caro signore, neanche la presa mi funziona tanto. Che certo, se la spina non è buona si spascia magari la presa. Qui dentro non funziona niente. Si vede, signora, basta tagliare sto coso da faccia. A uno trovato da bancarella. Lei deve sapere che questo sciocco di mio marito in 3 anni di matrimonio non ne ha voluto mai sapere. Si accontenta di soffrire, ma non la vuole. Minchia. Io gliela do e lui la rifiuta. È vero, un signore manne biscotta con una viagna. C'hai voglia di sbattere, ma la può fregare molto. Ma su sta femmina a fine domono. Se gliela do a lei, la prende? Che certo, che sono cose che si rifiutano. Io mi piglio, è come? Non si preoccupi, faccia, tanto io e lei che siamo qua. No, io... Fetto di mare, senti. Insomma, la vuole o non la vuole? E certo che la voglio, no? Però con marito davanti non mi aveva capitato mai. Non si preoccupi, che quando arriverà il momento lui chiuderà gli occhi, perché non la può vedere, la odia. Come la odia? Ma fossi cosa solo l'onore mio di periallo. Lasci perdere adesso, la darò a lei, così lui capirà quanto è buono. Sì, signora, me la dia presto che stai bruciando come lo carbonello. Un attimo, che vado di là a riscaldarla. Scaldarla? Non si preoccupi, signora, 2 colpi ce la riscaldo io. Un attimo solo e torno. La verità, lei è emozionato, vero? Emozionato, sogno tutto attrunzato. Vede, caro amico, il fatto è che a 13 anni, ma ti stai scioccato quando per la prima volta la maestra a scuola me l'ha offerta. Stava ittando l'occhio. Ma sta maestra quanti anni aveva? 70 anni. Che certo, a 70 anni che ci aveva riminare a marmellata. Perché se restava lei toccatello? Appunto, da allora non hai voluto sapere più. Appunto, allora lei perché si maritò? Ma perché uno che sa maritare per questo? Soprattutto per questo. Allora che ci cappa a fare un cristiano? Ma a proposito, quanto ci vuole per querellarla? Non tu l'hai qua, signora? Sarà ancora sopra il fuoco. E tutto sto tempo non c'è pericolo che si brucia. Si sta cominciando a scandare, eh? Ga. Sarà dura. Dura come ferro. Eccomi qua. Cai. Venga. Sì. Vuole che ci metta un po' di zucchero? No, grazie, a me mi piace così, naturale. Ma guardi che sarà un po' amara. Se la prenda. Signora, ci metti sto zucchero, sale, pepe, zocco cazzo, ye. Basta che si spiccia che la pressione mi chiamava 3000. E va bene. Chiuda gli occhi che gliela do. Con l'occhio chiuso? Bello. Ma quanto ne sa, signora? Eccomi, con l'occhio chiuso. Tenga, la prenda. È tutta per lei. Forse m'arrasa, signora, ma dico suo marito non ci fa caso. Che quale? Quando mia moglie c'era una lauce, sogno felice. Cornuto sì. Giù, a sdigno. Apra la bocca e giù la testa. Sì. Ancora più indietro. Va bene così. Apra di più la bocca. Ah. Fermo così. Sì. Tenga, la prenda tutta d'un fiato. E che mi dessi veleno? No, la purga, cosa aveva capito? O stomaco mi sbordio. Ha visto? Ah. Me la dia, Tu. me la prendo. Tu, che cazzo ne sapevo io che mi finiva da Si così? via che vuol fare aspetto. E allora? Ora si infalasse in un gabinetto. Mbroghi ci fu. Caccato arrestai.